Fra non molto, nelle sale cinematografiche, uscirà l'attesissimo film Pet Sematary, remake di una pellicola tratta dall'omonimo e fortunatissimo bestseller di Stephen King. Fra i vari elementi spettrali inquietanti che compongono il romanzo, spicca un'antica figura del folklore algonchino, il Wendigo. Già presente nella letteratura americana per via del romanzo Il Wendigo di Algernon Blackwood. Questa creatura viene descritta come un terribile spirito maligno che infesta le foreste settentrionali del Canada e dalla costa atlantica. Può apparire come un essere mostruoso, talvolta descritto con caratteristiche simili al vampiro, oppure come demone intangibile che infesta un essere umano, controllandone la volontà. È tradizionalmente legato all'omicidio e all'infrazione dei tabù, e non a caso viene molto frequentemente associato all'atto cannibalistico, personificando altresì le privazioni e i rigori dell'inverno e delle carestie. In sostanza, la figura del Wendigo fu usata come deterrente a pratiche antropofaghe, che talvolta si rendevano necessarie, quando la scarsità di risorse durante i lunghi inverni canadesi portavano alla disperazione le popolazioni di nativi. Un uomo che si ciba di carne umana può trasformarsi in Wendigo, e sorte analoga capita a colui che viene maledetto da uno sciamano. Lo spauracchio del Wendigo era messo in atto appunto per incentivare la cooperazione, le ricerche alimentari e la moderazione in tempi di ristrettezza. L'aspetto del Wendigo è lo specchio della sua avidità e della sua fame insaziabile. Assomiglia a un cadavere riesumato, scheletrico e dalla pelle grigia, in perpetua sofferenza per la fame. Inoltre, in alcuni racconti, questa creatura si sposterebbe a tale velocità da consumarsi i piedi, i quali ricrescono immediatamente. Nel folklore di altre etnie, invece, il mostro assume le sembianze di un grottesco gigante. Malgrado la sua forza e la sua agilità siano umanamente insuperabili, questo spirito può anche agire d'astuzia, attirando le vittime imitando la voce umana, in modo che esse gli arrivino a tiro senza sforzi. Come talvolta accade, la psicosi generata da tali figure può in alcuni casi impregnare in profondità la mente delle persone. Durante l'inverno del 1878, in Alberta, il trapper Sweet Runner arrivò a uccidere, macellare e divorare sua moglie e i suoi 5 figli. Dato che la strage avvenne a soli 25 chilometri dalle riserve alimentari d'emergenza della Hudson Bay Company, si pensò che gli omicidi non fossero stati attuati per vera necessità, ma perché la mente di Runner era stata posseduta da un Wendigo. Fu giustiziato a Fort Saskatchewan. Sotto tale aspetto, la psicosi del Wendigo potrebbe aderire a quel morbo lesionista cannibalistico che contagiò l'Europa del Medioevo e che prende il nome di licantropia. Oggi ben sappiamo che tali comportamenti si sviluppano solo a livello psicologico e che non comportano certo la trasformazione o l'intervento di entità innaturali. Ma in comunità isolate, in tempi remoti dove l'unica scienza era costruita da un miscuglio stentato di magia, religione e superstizione,
una follia disperata indotta da un lungo periodo di digiuno. Poteva di sicuro essere vista come una possessione da parte di uno spirito maligno.